Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto calciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a guardare qua sotto che ho, guardate, la maglietta del Napoli. Tengo questa qua perché tra poco devo scendere. Tra poco devo scendere. E fuori fa un freddo pazzesco, come sta per piovere, sta per scatenarsi di tutto qua fuori. È meglio che mi metto questa qua sopra, se no schiatto. Vabbè. In questo video diciamo un video doveroso da fare per il calciomercato, dove andrò a parlare di varie notizie di calciomercato. Premessa, dopo arriverà anche verso mezzogiorno l'una anche un video riguardo alla Champions, alle partite di Champions dove dico tutti i miei pronostici, tutte le roba varia, tutte le partite, che poi vabbè, per scrivere tutte le partite e tutti i pronostici ci ho imparato 2 o 3 pagine più o meno. Però, vabbè, allora partiamo prima dalla notizia più importante, cioè quella di Nico Pazza, attuale centrocampista offensivo del Como, il gioco di provenienza argentina. Lo so, conosciamo tutti ormai, cioè, segna sempre nel nostro campionato italiano. E, proviene dal Real Madrid, dalla Masia del Real Madrid. È stato acquistato dal Real Madrid 2 anni fa, o la stagione scorsa. Sì, la stagione scorsa, 24-25. E alcune fonti in Argentina dicono che potrà andarsene da Como, Nico Pazzi potrà andarsene da Como a gennaio. Questa notizia l'ho verificata, ma me la sono verificata da tutti i miei informatori in roba varia, e mi è stato detto che non se ne andrà a gennaio, ma molto probabilmente se ne andrà a giugno 2026. Perché? Perché questa testata giornalistica argentina dice che Nico Paz se ne andrà da Como con la clausola di recompra. Sappiamo che Nico Paz, il Real Madrid ha una clausola di recompra con il Como per Nico Paz di 6-7 milioni la prima stagione, la prima estate, quindi questa è l'estate appena passata. La seconda estate di 10 milioni e la prossima estate, l'estate di tra 2 anni di 15 milioni più o meno per riprenderlo, e poi anche il 50% sulla futura rivendita. Non mi risultano possibili trasferimenti con la clausola a gennaio perché? Perché la clausola è attiva solo in estate, non è attiva a gennaio, e se il Real Madrid vorrebbe venderlo a gennaio, diciamo che dovrà sedersi con il Como e il Como deciderà il prezzo, se sarà 50 milioni, se il Real Madrid lo pagherà 60-70 milioni. Il Real Madrid lo pagherà, però con la clausola di recompra mi sarebbe un po' inutile andare a trattare con il Como a gennaio, però vabbè. Poi abbiamo un rinnovo contrattuale, cioè quello di Isco, anche lui centrocampista offensivo ma non del Como, ma del Real Betis, club spagnolo, che è uno dei, secondo me, migliori giocatori, anzi, migliori talenti sprecati, cioè quello di Anthony. E vabbè, Isco rinnova fino al 2028, per 2 anni, quindi rinnovo. Poi noi abbiamo una notizia dell'ultima ora, cioè qui, a parte quella di Nico Paz, c'è anche un'altra, cioè il Paris Saint-Germain, che è una delle più importanti al mondo, che ha vinto la Champions, quindi campione d'Europa in carica,
è interessato a Upamecano del Bayern Monaco. Non è interessato mo a gennaio, ma è interessato per giugno, per quando sarà un free agent, cioè quando sarà svincolato. PSG che ha bisogno anche di un terzino molto importante di esperienza in Europa, in club importanti europei, ha deciso di puntare su di lui per, diciamo, a vincere di nuovo la Champions, però vabbè, anche con questa squadra che potesse vincere una volta Champions, però vabbè. Poi come ultima notizia parleremo dell'Inter, cioè l'Inter sta trattando da una notizia esclusiva che vi porto qui sul canale, che l'Inter sta trattando già da un mese, quindi a inizio ottobre più o meno, per Ordoce, attuale un difensore centrale, e che se arriverà a giugno, ricordiamo queste trattative sono per giugno, se arriverà a giugno, vuol dire che Acerbi già se n'è andato, oppure mancherà poco a un possibile trasferimento in un'altra squadra, che attualmente l'Inter monitora molto, cioè scusate, l'Al-Hilal monitora molto Acerbi. Perché? Perché c'è molta stima tra Acerbi e l'allenatore dell'Al-Hilal, cioè Simone Inzaghi, che è andato questa stagione all'Al-Hilal ed è l'ex allenatore dell'Inter, quindi che è arrivato in finale di Champions l'anno scorso. Quindi c'è anche una grande intesa tra di loro, quindi potrebbe arrivare questa offerta che a giugno per il giocatore, che sarà che gli scaderà il contratto. Non so se l'Inter lo rinnoverà per poi venderlo a più soldi, cioè per guadagnarci qualcosa, non lo so. Questo si vedrà, penso, aprile-maggio per il rinnovo, si terrà. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!